In attesa di riprendere l'attività ufficiale, quella federale, nasce una bella iniziativa sul lungomare Poeto, il foot volley. Cos'è intanto? Certo, è un altro sport che si gioca sulla sabbia, che ha preso piede sempre in Brasile come il beach soccer, quindi in questo momento di difficoltà per tutti gli sport, non potendo fare il beach soccer per via di tutti i problemi che abbiamo avuto in questo periodo, ci siamo lanciati su questo sport che può essere per noi sicuramente propedeutico anche al beach soccer, visto che si gioca tutto al volo, è un bellissimo allenamento e inoltre è una disciplina che sta prendendo sempre più piede ed è giusto che anche Cagliari abbia le opportunità che hanno altre località marine. 2 contro 2 in un campo molto simile a quello del beach tennis. Le regole quali sono? Sì, guarda, praticamente le regole riprende quelle del beach volley, quindi hai 3 tocchi alla battuta, puoi anche darla di prima, comunque simile al beach volley. Domani, anzi oggi, perché per chi ci sta ascoltando, la diretta streaming della finalissima, 32 giocatori, 16 squadre, 4 gironi da 4, ci sono nomi illustri, ma se ti chiedo Nainggolan, tu cosa mi dici? No, è più brava questa, la sorella che è anche più brava di Raja, a parte gli scherzi, comunque per aver organizzato tutto in 20 giorni c'è ci sono dei bei giocatori come Nicola Rice e Marcello Mancoso che sono ex professionisti calcio a 11, ci sono 3 migliori giocatori sardi che giocano nelle categorie nazionali di calcio a 5 in Sardegna e chi ha fatto anche la Serie A col Cagliari Beach Soccer, quindi è un bel mix che penso possa garantire un bello spettacolo. Tuo pronostico? Niente, divertirci. Appuntamento? Appuntamento domani sui nostri canali social, su Directa Sport, su Cagliari Football e sulla Clem Sport Event. Ciao, ti aspettiamo domani per guardare la diretta sport finale del football brasiliano.